Caserta porta a casa gara 1, ma quanta sofferenza per espugnare il Nicosia e battere Agrigento. Sì, effettivamente è stata una battaglia, ce l'aspettavamo, sapevamo che vincere qui sarebbe stato quasi impossibile. Ci abbiamo provato perché sinceramente non volevamo ritornare e fare altre 12 ore di pullman. Abbiamo dato l'anima, c'è stato un momento, il quarto set, che abbiamo mollato qualcosina, specialmente nella prima parte. Mi è piaciuta la reazione delle ragazze che insomma potevano anche portare a casa prima il risultato. Sabato prossimo avete il primo match point in casa per arrivare in finale. Sì, ma sarà un'altra battaglia, cioè, il fatto di giocare in casa sicuramente è un vantaggio, però sarà un'altra battaglia, sono sicuro che le ragazze di Agrigento verranno lì con il sangue agli occhi e verranno a dare tutto il possibile, insomma. Cioè, sicuramente è un vantaggio partire psicologicamente con una gara a favore, però è tutto ancora da fare. Adesso loro non dovrebbero farsi scappare l'occasione, magari questa qua potrebbe essere motivo di nervosismo da parte loro, come spesso l'abbiamo avuto noi oggi qua, soprattutto nel primo set. La partita è stata veramente a livello buono, altalenante, abbiamo cominciato a sbagliare tanto, poi però ci siamo messi in carreggiata e abbiamo veramente rischiato di vincere la partita proprio per 2 o 3 palle alla fine del quinto set. È chiaro che c'è molta amarezza perché era un'occasione da sfruttare, però non si può rimproverare niente alle ragazze che ci hanno messa veramente tutta per più di 2 ore. In cosa è mancata principalmente la tua squadra? Secondo me è mancata, ripeto, abbiamo regalato il primo set perché all'inizio abbiamo fatto troppi errori nei fondamentali di attacco e ricezione. Poi ci siamo messi a giocare più o meno bene fino a quando abbiamo toccato un buon livello di gioco. C'era oggi veramente molto nervosismo, ma nervosismo secondo me giustificato perché una squadra, aspettavamo da tanto questa partita, siamo stati 15 giorni fermi e soprattutto la fase finale del campionato è stata caratterizzata da tantissimi infortuni, non abbiamo mai potuto giocare con la formazione titolare. Che partita, mamma mia, che emozioni, è stata la partita più bella della mia vita, penso. Una gara lunghissima, oltre 2 ore e 30 minuti di battaglia agonistica. Caserta porta a casa una vittoria importante, sabato prossimo il match point da voi. E dobbiamo vincerlo per forza perché non vogliamo tornare un'altra volta ad Agrigento. Solo che loro sono fortissime, devo dire la verità, non ce l'aspettavamo perché l'avevamo studiata la partita, però onore al merito veramente. Cosa ha fatto oggi la differenza tra voi e le biancoazzurre di casa? Non lo so, forse l'unione credo, non vorrei essere retorica, però credo che nei momenti in cui c'è stato bisogno ci siamo uniti, abbiamo cominciato a prendere di tutto e persone che magari sono partite dalla panchina hanno dato un contributo veramente forte alla partita e alla squadra. Abbiamo perso 15-13, quindi diciamo che è un'azione e la partita cambia, la vinci o la perdi, però siamo state brave a reagire perché all'inizio eravamo veramente troppo contratte, infatti abbiamo perso il primo set in malo modo, non giocando praticamente, abbiamo sbagliato, abbiamo fatto tutto noi, il buono e il cattivo tempo. Pazienza, speriamo di rifarci sabato, c'è ancora un'altra possibilità e cercheremo di giocarcela al meglio stavolta. Adesso serve l'impresa fuori casa a Caserta per poi giocare la bella ad Agrigento. Sì, ma non è impossibile, alla fine noi ci crediamo, tra l'altro abbiamo veramente un pubblico favoloso, quindi loro ci credono, noi ci crediamo, dobbiamo adesso essere brave noi ad andare là e cercare di vincere come loro hanno fatto venendo qua, quindi dobbiamo essere più determinate, cosa che non abbiamo fatto all'inizio proprio della partita. Devo dire che la squadra non l'ho trovata concentrata come avrei voluto in alcuni punti della partita, in altri era pienamente all'altezza delle proprie capacità, ma soprattutto delle capacità dell'avversario. Posso solo constatare che il lavoro fatto dal tecnico è sempre al massimo livello e mi dispiace quando le ragazze perdono la concentrazione perché quando sono in palla sono difficili da tenere ferme.
perché un seppur